Anche così. No, questo è diverso perché crea un problema di non poco conto. Cioè. Ma non c'è Ma questa questa comunque nell'applicazione. No, c'è, io ho capito perché voi lo state facendo, ma io... Perché ce lo sa benissimo. No, questo è quando io vengo a pigliarvi delle cose. Se io vengo a pigliarvi dei quadri, lei allora mi dice, Barra, non mi piglierai i quadri, che ho l'equivalente più i 2 decimi. Vito. Sembra di sì. Io faccio la cosa, non è possibile, verrà questo fatto e noi adesso vediamo non fa sponsore Andiamo. Avvocato, si è conclusa una giornata lunghissima. 8 ore di sofferenza. Anzi, sono quasi 9 ormai. Ormai si è quasi finito. Insomma, Però il pignoramento è stato fatto, i soldi sono dentro una casetta di sicurezza, è finito tutto, basta. ma vuole dire qualcosa? Questa sentenza... Vabbè, noi applichiamo semplicemente la norma, l'abbiamo applicata fino alla fine, basta. Questo è quanto. Poi se qualcuno ritiene di non dover rispettare la norma è un problema suo e lo affronterà davanti ai giudici. Noi l'abbiamo rispettata e finita a fine. Abbiamo vinto 2 gradi di giudizio. Per ora la Corte d'Appello di Sassari non ha sospeso l'esecutività della sentenza e proseguiamo, basta, finito tutto. Grazie. Arrivederci. È una bella notizia perché l'imprenditore di Nuoro è riuscito ad ottenere giustizia, i soldi che indebitamente sono stati sottratti con l'anatocismo sono stati pignorati dopo 7-8 ore di un tour de force eccezionale e quindi siamo contenti soprattutto per l'imprenditore di Nuoro. Voi da tanto vi occupate proprio del tema dei tassi d'usura a difesa degli imprenditori. Sì, cerchiamo di dare una consulenza a 360 gradi per quello che sono le problematiche che si possono riscontrare nel rapporto con la banca e cerchiamo anche di dire all'imprenditore che non bisogna assolutamente aver paura di portare avanti le proprie istanze, quindi se ci sono delle problematiche bisogna stare completamente sereni perché ci sono tutte le forme per essere tutelati.